I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno portato a termine, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, una mirata attività investigativa in materia di contrasto al fenomeno delle frodi agroalimentari a livello nazionale ed a tutela del Made in Italy. L'operazione, denominata Via dei Semi e svolta dal nucleo della Polizia Economico-Finanziaria di Torino, ha riguardato in particolare la commercializzazione su tutto il territorio nazionale di sementi da orto, di origine prevalentemente cinese o comunque extra Unione Europea, ma rappresentati fallacemente come di origine italiana. Le attività di indagine sono partite dai preliminari riscontri operati presso dei punti vendita del circuito della grande distribuzione organizzata in provincia di Torino. Lo sviluppo degli approfondimenti della polizia giudiziaria ha successivamente portato gli investigatori ad individuare nel Cesenate i siti di confezionamento delle sementi in questione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Torino sono state effettuate apposite perquisizioni in loco, pervenendo alla conclusiva sottoposizione a sequestro di circa 8,3 tonnellate di sementi da orto già confezionate in quasi 18.000 buste, recanti indicazioni fallaci in merito all'origine italiana del prodotto e destinate alla commercializzazione sul mercato nazionale, impedendo altresì l'ulteriore confezionamento di prodotti con caratteristiche analoghe. Il controvalore del prodotto finito di cui è stata inibita l'immissione in commercio viene stimato in circa 4 milioni di euro.